Il grande momento per Venezia è arrivato. La città oggi si è svegliata sotto un cielo nuvoloso che rapidamente si è tramutato in pioggia nel corso della giornata. Battesimo autunnale o quasi per il vertice dei Sette Grandi che paralizzerà la città fino a mercoledì sera. Il centro storico è stato sgombrato completamente dai servizi di sicurezza che pattugliano la zona 24 ore su 24. Ecco come si presentava stamattina Piazza San Marco, occupata parzialmente da una troupe televisiva americana. Nel frattempo il ruolino di marcia per questo summit economico costringe i 3.000 e passa giornalisti che hanno invaso la città a spostamenti di gruppo da una parte all'altra di Canal Grande. Nella giornata di ieri all'aeroporto di Tessera, interdetto per l'occasione a qualsiasi arrivo o partenza, sono sbarcati altri due protagonisti di questa kermesse politica economica. È arrivato il tedesco Kohl, che alloggia con i suoi collaboratori all'Hotel Danieli in Riva degli Schiavoni. Suoi compagni d'albergo sono i giapponesi, i canadesi e gli italiani, anche se Fanfani verrà ospitato in prefettura. Nel pomeriggio è arrivato anche il segretario di Stato americano Schulz. Cambio di residenza per Reagan, che stamattina ha lasciato Villa Condulmer e ha raggiunto i suoi appartamenti all'Hotel Cipriani della Giudecca. In città lo schieramento di forze dell'ordine è imponente, non meno imponente è l'esercito degli addetti ai lavori che seguiranno da vicino lo svolgersi del convegno. Per giornalisti e troupe televisive la base di coordinamento è l'isola di San Giorgio, trasformata in un centro multidirezionale completo di servizi stampa, studi televisivi, senza contare i servizi collaterali, cambio di valuta per gli stranieri, video bollettini che trasmettono in tutte le lingue, centinaia di persone impegnate fino a notte fonda per informazioni e servizi di ogni tipo, compresa la maxi mensa che ogni giorno sforna cibi caldi per 3.000 persone. In serata primo appuntamento ufficiale per i grandi, un drappello incompleto in verità, gli ultimi arrivi sono previsti in giornata. La delegazione internazionale ha visitato Palazzo Ducale scortata dalle forze dell'ordine. Venezia off limits per i veneziani dunque, bisogna portare pazienza, il summit terminerà mercoledì, allora Venezia sarà già passata alla storia.